poetesse del passato. Minuccia, vieni qua. Minuccia, abbiamo deciso di collaborare insieme per questo giorno, no? E abbiamo delle poetesse importanti che hanno vissuto qua a Solopaca. Io ti passo il microfono, questo è il tuo, lo vedi? Ci accomodiamo e intanto posso chiamare Martino Ciaudelli e la signora Rosetta Fucci. Ragazzi, mica abbiamo un tavolino, no? Delle difficoltà. No, allora io do un benvenuto a tutti. Non funziona. Fino a poco con Angela funziona, sei sempre da sola. Prova. E allora, Martino, passagli il tuo, dai. Pasquale, vuoi verificare Prova. Antonio. Sì, che sto io. Antonio il tecnico. Va bene, nel frattempo vi do il mio, non c'è niente da fare. Allora io do un benvenuto a tutti da parte dell'associazione Non Solo Anziani. Oggi siamo qui non tanto per festeggiare la donna o la ricorrenza di una ribellione libertaria, ma piuttosto per un momento di riflessione collettiva su di un problema che pervade ancora oggi la nostra società. Non si spiegherebbero altrimenti i tanti femminicidi di cui i mass media ci informano tutti i giorni. Se volgiamo lo sguardo al mondo, il problema si ingrandisce ancora di più, in quanto spesso la donna, secondo alcune culture o religioni, è considerata quasi una proprietà maschile. Trattasi di una rivoluzione culturale che dopo tanti secoli di lotte non ancora è avvenuta. Sono convinta, infatti, che la cultura paritaria tra uomini e donne sia ancora un processo lungo, che nel tempo, soprattutto in Italia, ha avuto molte affermazioni, ma che ancora non è concluso. Un percorso di emancipazione può avere successo solo se parte dalle giovani generazioni e quindi se viene coinvolta la scuola. Poetessa di fine Ottocento, Cusano Giuseppina. Di lei non abbiamo granché di notizie, si sa solo che visse a Solopaca ed era figlia di Daniele e Rosa Cerracchio. Nel 1910 pubblicò una raccolta di versi titolata Meditazioni d'autunno, dalla quale abbiamo tratto Io bella mi farò per tua vendetta e l'ascolteremo dalla voce di Michela Magolino.